Ci sono giorni rari, giorni diversi, in cui la storia volta pagina. A Vicenza oggi è uno di quei giorni. Dopo 11 anni il vescovo Beniamino Pizziol saluta. Papa Francesco ha nominato il suo successore. Si chiude un'epoca, ne inizia una nuova. Con gioia arriva un vescovo che non è ancora, adesso si dice vescovo eletto, non è ancora ordinato, sarà più tardi, è Monsignor Giuliano Brugnotto, vicario generale attualmente della diocesi di Treviso, ma ha ricoperto tantissimi incarichi, per cui io credo che sarà veramente ben preparato per fare un buon lavoro. Monsignor Giuliano Brugnotto, 59 anni, vicario generale della diocesi di Treviso, dove è rettore anche del seminario e docente a Padova della Facoltà Teologica del Triveneto, sarà il nuovo vescovo di Vicenza. Oggi l'annuncio da parte di Monsignor Beniamino Pizziol nella chiesa del centro diocesano, davanti a presbiteri, sacerdoti, suore, fedeli. In prima fila il prefetto, il sindaco, il questore di Vicenza. Tutto avviene in una giornata, il 23 settembre, che il calendario religioso dedica a San Pio da Pietrelcina. Il fatto che coincida con questo grande santo onorato, venerato, pregato da tantissime persone, San Pio da Pietrelcina, si dice così esattamente, questo può essere anche veramente un aiuto per il nuovo vescovo che entrerà fra qualche mese e per il vescovo, diciamo, vecchio che sta per lasciare questa diocesi, e credo che sia una potente intercessione alla quale noi ci affidiamo con grande cuore. Monsignor Beniamino Pizziol, nominato vescovo di Vicenza da Papa Benedetto XVI il 16 aprile del 2011, ha compiuto 75 anni il 15 giugno e, seguendo le prescrizioni del diritto canonico, ha rassegnato le dimissioni. Ora la sede della diocesi resta vacante. Monsignor Beniamino Pizziol sarà amministratore apostolico fino all'arrivo di Monsignor Giuliano Brugnotto, che prima dovrà essere ordinato vescovo per poi essere consacrato a Vicenza. Il tutto potrebbe e dovrebbe avvenire prima di Natale. Lascio con grande anche gioia, perché so, è come un po' la staffetta. Io ho fatto la mia corsa di più di 11 anni portando il testimone, che per i cristiani ha anche un senso forte di testimoni di Cristo, ma lì è quel bastone che si consegna in corsa a un altro che deve adesso iniziare e riprendere la sua corsa. Al suo successore, Beniamino Pizziol, lascia il testimone con un augurio. Io dico: sì, te stesso, continua come hai fatto a Treviso e vedrai che farai bene a Vicenza.